al Ricci. Si affrontano due delle squadre più interessanti del campionato, con tantissime assenze un po' ammaccate, sia la Fiorentina, reduce da 2 KO, quello di Champions nell'andata con il City, e il Sassuolo senza Dubčova e Bugeja, che all'andata furono determinanti contro la Fiorentina per la prima vittoria nella storia del club contro la squadra viola. Gli sguardi di Cincotta e Piovani nel prepartita, gara che inizia subito con una grande occasione per De Palla Miasci, il tacco bellissimo di Cleland per Sabatino che guarda negli occhi Lemay, e di ghiaccio la reazione del portiere però. Sì, bravissima, posizionamento molto alto, e poi ha aspettato fino all'ultimo istante, ha intuito che Sabatino lì avrebbe calciato e si è tuffata col tempo giusto. Il cross dentro, poi Miasci, Filangeri sposta palla, va col sinistro, profondissimo, un top goal, non concede possibilità di intervento a Schroffenegger, grandissima giocata di Cambiaghi. Da scuola calcio, perché Miasci vuole quel passaggio alla compagna con quello scarico, e Cambiaghi con un controllo orientato poi azzecca l'angolino con un diagonale perfetto. L'autopalo dell'ex di Filgens su questo cross con rischio autogol, poi Baldi resiste, la mette in mezzo, Sabatino gira ma non è abbastanza. Mancata lucidità in questa occasione, Daniela si stacca molto bene, quel movimento che deve fare l'attaccante dentro l'area ma non inquadra lo specchio. Middag, ultima emozione del primo tempo con il tiro deviato sul secondo palo da Zanoli, ha provato l'incursione, la mette però alta sulla traversa nel secondo tempo con Pirone che guarda in mezzo, mette il cross, prova a girare Santoro in acrobazia, si arrampica e con la mano di richiamo, super parata di Schroffenegger. Sì, perché come rivediamo segue la palla sin dal momento in cui Santoro riesce ad impattarla e la va proprio a cercare fino all'ultimo istante. Sabatino ha un'altra chance, non riesce a calciare, lo fa Vigilucci, ma da lì si può fare di più. Ci è arrivata fuori coordinazione e quindi non è riuscita ad imprimere potenza. Eh sì, un po' sorpresa per il pallone che rimane lì da 0 metri, calcia addosso al portiere. La giocata di Togersen che sterza, va con il sinistro in porta, e questa è un'altra gran parata di Lemay. Decisiva secondo me quest'oggi per mantenere inviolata la porta, sempre molto ben posizionata. Baldi con il calcio d'angolo, palla che arriva, colpo di testa ancora di Sabatino, difficile però abbassare questo pallone. Soprattutto con la pressione di Lemay che era uscita con grande veemenza. Poi un'altra occasione per il Sassuolo, altra girata di Santoro, poco pericolosa, Zanoli resiste ad una carica, cerca il cross ma diventa una parabola insidiosa che Lemay controlla con lo sguardo e con la mano, pallone che va alto sulla traversa, calcio d'angolo sul secondo palo, il colpo di testa di Piemonte e Sabatino a respingere questo tentativo. Sì, magari avrebbe dovuto spostarsi per vedere se poi il pallone poteva riuscire ad arrivare fino in porta, invece in sostanza neanche si può dire che l'ha controllato, il pallone certo, le ha sbattuto addosso. Baldi controlla, va con il destro, tiro però molto alto rispetto alla porta difesa da Did Lemay, bellissima la giocata di Filgens, profonda per scatenare la corsa di Tomaselli che ci arriva probabilmente stanca, va verso la porta, brava Vigilucci ad opporsi. Una Tomaselli che secondo me nell'ultimo quarto d'ora di match è stata fondamentale a metà campo e anche in questa occasione ha trovato il giusto tempo per sfruttare lo spazio che si era venuto a creare. Ancora Togersen con il cross in mezzo, palla che arriva sul secondo palo, Piemonte prova ad usare il lob di testa, la mette però leggermente alta, grande occasione qui per l'1-1. Una Piemonte che aveva bisogno del gol anche per rifarsi da una stagione non gratificante causa infortuni, in questo caso fa l'errore di aspettare il pallone anziché di attaccarlo. Finisce così la partita, vince il Sassuolo 1-0 grazie al grandissimo gol di Cambiaghi. Vi abbiamo raccontato una partita molto bella, molto intensa, ci siamo divertiti.